Ok, c'è sempre questo piccolo attimo di esitazione, in cui ancora nessuno ci guardini. Buongiorno ragazzi, sigla! Sigla! Sigla con un pezzo così autogestito, mettiamola così, così magari non ci fanno cadere la diretta perché è registrato. Buonasera a tutti, come state? Buongiorno a tutti. Spero che vada tutto bene. Oggi, come ben sapete, abbiamo un ospite, quindi piano piano abbassiamo il volume della sigla, piano piano lo aggiungiamo che si sta organizzando anche lui. Nel frattempo che ci accapariamo anche Sandrino, due informazioni come sempre riguardo all'attività che sto portando avanti durante questa quarantena. Quindi questa è Ghiat Television, si parla della storia del rap italiano, non so se avete visto l'annuncio prima. Oggi affronteremo la tematica o meglio la zona della riviera adriatica e tutto quello che è successo negli anni 90 lì. Per fare questo, visto che io non sono sufficientemente documentato, ho scelto un ospite che tra un attimo introduco. Nel frattempo vi ricordo che insieme a Ghiat Television le puntate dedicate al rap italiano durante la settimana, ormai fisse martedì e venerdì, abbiamo il salotto cinematografico della domenica pomeriggio con Elvis Fior alle 14:30 e abbiamo i accidenti, diari di bordo che pubblico invece sul mio feed Instagram e Facebook e sul canale YouTube Doroghiate Carnicats a cadenze più o meno regolari. Ecco, adesso che abbiamo finito le news, introduciamo il nostro ospite. Eccolo qui che ce l'abbiamo. Mica tanto, perché mi sono ricordato che Instagram va in verticale, no? Sì, esatto. E io ho il coso per essere preso in orizzontale, il mio supporto manfrotto. Te l'hai rimenata del tipo io ho un bellissimo selfie stick non come il tuo. Beh, no, il mio non è un selfie stick, il mio è un cavalletto manfrotto con il coso per il telefonino, ma è fatto per tenerlo in orizzontale. Vedi. Bene, quindi Sandro Su, un nome che magari molti di voi non conoscono, ma che sicuramente tanti altri nell'ambiente conoscono molto bene, perché c'è da parecchio tempo. Non ti vedo, sai, su Instagram, però c'è qualcosa davanti alla camera. Prova a guardare, vediamo. Così? No, io non vedo te, vedo qualcosa di fisso e di scuro. Eccolo lì. Perché... Mannaggia. Eccolo lì. Io con Instagram sono uno sfigato. Eccoci. Vedi, perché sei vecchio di base, no? Possiamo dirlo. Lo dicevamo un attimo fa, appunto, che sei molto conosciuto nell'ambiente, anche perché sono tanti anni che Sandro c'è, possiamo dirlo. Per fortuna che Sandro c'è. Questa parafrasi non te la dovevo fare, vedi? Non te la dovevo fare. Perché ho voluto Sandro? Beh, Sandro adesso ci racconta un attimino, si introduce, ci racconta bene chi è, da dove viene, eccetera. Però possiamo dire subito che è di origini termolesi, giusto? Lo vediamo anche dalla maglia, che puoi parafrasarci. Beh, è un po' intraducibile, è un'esclamazione più pescarese, si usa anche a Termoli. È un'esclamazione di sorpresa, di piacevole sorpresa, no? Dice, come appunto, come io e te non ci vediamo da un sacco di tempo, se ti vedessi da lontano direi Ghoul! No? Esatto, molto bello. È customizzata, è una maglietta tua, giusto? Sì, quindi si può trovare, si può ordinare, si può comprare, ci sono ancora. Basta chiederla, ce ne sono pochine, ma la ristamperò appena ci salviamo dall'apocalisse zombie. Si bloccherà tutto ciò. Molto bene, dai, allora a questo punto comincia parlandoci di te. Sandro Su, chi è Sandro Su? Che bello, come un'intervista. Adesso finalmente ti posso intervistare. Vai. Allora, Sandro Su fa il rap e lo fa per gioco dal 97, un po' più seriamente dal 2001-2002.
non mi piace dire di origine, io sono termolese, nel senso che non ci sono nato, sono nato a San Benedetto del Tronto, ma ho vissuto 30 anni a Termoli, e tutta la mia famiglia da parte di padre, ecco perché anche in questo caso parlando del rap di quegli anni in quei posti, è di Pescara, quindi Pescara è un posto che oltre a essere vicino a Termoli anche mi appartiene, perché ho gran parte della mia parentela lì, e dove ho fatto anche l'università. A Pescara. Sì, ho fatto l'università. Hai studiato cosa? Architettura. Ah, sei un architetto tu quindi? Ah, magari lo fossi, mi sono fermato un po' prima. Un po' prima, esatto. Sì. Quindi nato a Termoli, studiato a Pescara, l'attività artistica l'hai cominciata giù, immagino, no? L'hai cominciata a Termoli. L'attività artistica è assolutamente cominciata a Termoli, quando è cominciata a essere anche un po' più seria di una bolla di sapone. Insieme a qualcuno abbiamo cominciato a inventarci i modi di fare le cose, no? Le prime produzioni, le prime registrazioni. Io il mio primo album, che è del 2004, l'ho fatto lì, e anche il secondo e il terzo. È solo a partire dal 2009, quindi quando sono venuto a Trieste, che dal quarto album, che ho cominciato a farli qua, ma tutti i miei dischi di prima, ora pressoché introvabili, vengono da lì. Da lì, quindi tu eri di base a Termoli, studiavi a Pescara e la musica la facevi tra queste due città. Esatto. Una domanda prima di... si può avere un feedback di come si sente la mia voce su Instagram? Perché il telefono abbiamo già i primi commenti. Io mi prendo un attimino così anche da un occhio a tutti quelli che ci salutano. Ciao ragazzi, benvenuti. Ghiat, scrive qualcuno, anche tu sei storia. Vabbè, non ancora, però chissà, tra qualche anno magari qualcuno potrà dirlo, faranno le dirette per parlare di me. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Vediamo un pochino qua cosa ci dicono. Perché è poggiato in verticale, no? E siccome il microfono che piglia ce n'è anche uno sotto, non vorrei che fosse in qualche modo tappato, però siccome è già in equilibrio precario, non vorrei... Lo chiediamo sia su Instagram che su Facebook, come ci sentite, dateci un feedback. Eli scrive: ciao Luca, oggi è il mio compleanno e non poteva esserci regalo migliore. Grazie Eli, che sei sempre con noi, è uno degli spettatori fissi di Ghiat Television. Abbiamo, attenzione, Joe Lama, di cui abbiamo parlato un attimino, di cui parleremo tra un po', anche di lui, sì. Appunto. Ciao Joe, che scrive: Instagram ha un pelo di riverbero. Hai abbassato il volume, Sandro? Sì, l'ho abbassato tutto il volume, provo a rimetterci le mani. Ok, dice di silenziare, no, ma noi silenziamo di solito Instagram. Grazie Joe, grazie per il feedback. Patrick dice: ti sentiamo, tutto ok, e Luca Venir si sente bene. Abbiamo una Carla Buscaglia, quindi un'amica in comune che ci segue. Ciao Carlita. Abbiamo Soulful Audio, una delle nuove promesse della musica urban friulana. Ciao Audio, adesso ti ho dato un bello spoiler, così sentiti tranquillamente sotto pressione, perché Sandro da qui in avanti ti giudicherà. Invece su YouTube San Fochese ci scrive: bella adoro, ciao bella a te, benvenuto. Margherita, ciao ragazzi, ciao Margherita, bentornata. Mi ricordo che insomma intervieni spesso, soprattutto nel salotto, se non sbaglio, cinematografico della domenica. Ci mandano un gran bel vai frari e noi rispondiamo con un ngul. Si può dire ngul? Io dico vai frari, ngul. E poi abbiamo il nostro comune amico, che anche lui sarà ospite di Ghiat Television, anche se ancora non lo sa, che ci fa addirittura una citazione in un latino maccheronico, non me lo ricordo come suffisso dei miei studi pratici, persona maestatis Christi. Penso sia tu, quindi riguarda me, persona maestatis Christi. Beh, sicuramente siamo onorati di avere una personalità come te. Bene, quindi abbiamo raccolto i primi feedback. Torniamo a bomba sulla tua storia. Quindi abbiamo detto che tu fino a un certo periodo hai vissuto tra Termoli e Pescara, poi a un certo punto hai fatto la grande scelta, e di solito le grandi scelte, le scelte importanti si fanno per due motivi: o per soldi o per amore. Nel tuo caso io so già la risposta, ma è per amore, come vedete. E ti sei trasferito a
Trieste, io sono a Trieste. Quindi sei diventato triestino in qualche modo, giusto? E lì a Trieste hai pubblicato, adesso qua intervengo io, quindi ti faccio io un minimo di cronistoria, hai pubblicato un primo disco da solista nel 2009, appena arrivato, dove abbiamo anche partecipato, mi ha invitato esatto su un pezzo, in un pezzo ci sono anch'io, bisogna mantenere la posizione. Poi hai pubblicato nel 2015 Hunger Plan, o 16? Forse 16. 15. Nel 2015 Hunger Plan, che è un progetto in combo con DJ Color, che appunto ci sta seguendo, che lo salutiamo, ciao Golò. E poi proprio poche settimane fa, quanto tempo fa è uscito? Il 6 di febbraio, quindi un mesetto e mezzo, il tempo vola. Hai pubblicato il tuo ultimo disco di nuovo da solista, questa volta, che comunque Color partecipa, c'è dentro in un paio di produzioni, tra cui anche la mia preferita, possiamo dirlo, che è appena uscito e che quindi lo trovate, ha una copertina meravigliosa, oltre che un sacco di belle canzoni chiaramente dentro, quindi cercate Sandro sui social, ospite oggi a Ghiat Television. Molto bene, dai Sandro, allora noi qua di solito come funziona? Io ho cercato di fare in queste puntate una storia del rap italiano cercando di cambiare le zone, no? Sì, ti ho seguito. Sì, ho visto che ogni tanto spuntavi. Non è una semplice cronologia, ma è anche un discorso di andiamo a blocchi geografici, no? Quindi abbiamo fatto Roma, abbiamo fatto Napoli, abbiamo fatto la Lombardia, Milano, e oggi ho pensato di fare la Riviera Adriatica. E quindi io quando racconto, diciamo, la storia del rap italiano, cerco sempre di inframmezzarla con la mia esperienza personale, cioè come io sono entrato in contatto con una realtà piuttosto che un'altra. Nel mio caso, tu mi conosci, sai che io ho sempre vissuto in un paesino di 10.000 anime qui a nord di Udine, quindi per me entrare a stretto contatto, come magari in realtà è successo a te, con quella che era veramente la scena rap, era difficile. La mia esperienza di solito era entrare in quel negozio di dischi e trovare quel disco. Queste sono le storie che ho raccontato fino adesso. Ma non vedo l'ora di sentire un attimino cos'hai da raccontarmi tu, perché io mi ricordo qualche storia me l'hai raccontata nel corso degli anni, però oggi approfondiamo un pochino. Raccontaci come sei entrato in contatto tu, come è successo a me, ormai lo sanno già perché l'ho già raccontato. Raccontaci come sei entrato in contatto tu con la cultura hip hop. Allora faccio due doverose premesse. La prima è che di parlare della storia della Golden Age, se vogliamo chiamarla, del rap, dell'hip hop, della Riviera Adriatica, esistono persone molto più autorevoli di me, ma tu conoscevi me, quindi sono qui perché mi hai chiamato tu, certo coinvolto in svariate situazioni, ma quindi potrei essere impreciso o dire vaccate, anche perché sono passati molti anni. L'altra premessa è che io mi riferirò a quella che è forse, con buona pace per tutti, uno degli episodi più significativi e importanti nella storia, e si è verificato in Abruzzo. Poi c'è anche, tutte le Marche avevano una storia di rap già in quegli anni, ma io, nonostante essendo anche in parte marchigiano, la conosco poco, che per ragioni logistiche insomma non ci sono venuto veramente così tanto a contatto come con quella abruzzese e molisana. E stranamente quella molisana ha avuto anche un peso non da poco, racconterò poi. Certo. Sono venuto in contatto. Termoli è in Molise, non è scontato, magari io sono la prova vivente che il luogo comune per il quale il Molise non esiste è vero solo in parte. Perché sulla carta c'è scritto che è molisano, anche se non avete visto il Molise, quindi comunque allora raccontaci, qual è stato il tuo primo bacio? Allora, fu strano perché io skateavo, andavo in skate, ci andavo dall'età di 11-12 anni, quindi stiamo parlando tra il 90 e il 91, così. Poco dopo, a partire dal 92-93, sono cominciati a uscire tutta una serie di dischi di rap che un po' erano anche infilati come colonna sonora dentro alcuni video di skate italiani che c'erano e che reperivamo in un modo o nell'altro. E quindi ho cominciato ad acchiappare qualche pezzo, qualche cosa, fino a quando, certo, non
non posso non citare nel 94 i Sangue Misto, che mi hanno cambiato la vita, ma di lì a poco dopo è stata l'illuminazione, eureka. Trovo questo abruzzese straordinario che appunto è l'UX nel 95, ascolto in cassetta il primo disco che ascolto io, perché poi in realtà ce n'era uno precedente che era dal basso. Io ascolto per la prima volta nel 95 A volte ritorno. Lo ascolto per la prima volta. L'ho consumato, penso di aver dovuto buttare la cassetta originale. La cassettina. Sì, c'avevo la cassetta originale. Cassetta originale. Ce l'hai ancora? Sai che quelle cose nel mercato dell'usato hanno pure un valore oggi? Non me ne priverei per niente al mondo. Dovrebbe essere da qualche parte, non te l'ho cercata perché dopo il trasloco sarebbe difficile reperirla. Però sia quella che l'album dopo... No, l'album dopo forse è già in CD, perché è del 97-98. Vabbè, comunque... Però c'era l'ho vista in giro. Sì, c'era, come no? Sì, è uscito in cassetta e CD. Allora, io poi poco dopo ho scoperto che c'era anche un album precedente, però l'album precedente dal basso era molto legato anche all'ambiente posse e a quel modo di cantare, di veicolare un messaggio, a quei suoni lì. E francamente sarà che ero al tempo della nuova generazione, non fece mai veramente breccia nel mio cuore. Ce l'avevo perché era dopo avercelo, ma non... no. Invece a volte ritorno ti apri la testa. Ma sì, aspetta, perché allora i nostri ascoltatori bene o male sono preparati sul discorso post e centri sociali, perché già ho avuto modo di introdurlo le altre volte. La domanda che ti faccio è: nel periodo quindi i primi anni 90, quelli che citavi tu, 93-94, se non sbaglio, dal basso ai 93, se adesso non vorrei, 92, ecco. Credo, sì. In quegli anni lì il movimento, tu eri a Termoli, giusto, perché eri ancora piccolino, non andavi all'università. In quegli anni lì a Termoli c'era movimento, c'erano dei centri sociali, c'erano dei luoghi di ritrovo in cui ci si poteva scambiare questo tipo? No, non c'era niente. No, non c'era niente di tutto questo. Diciamo che la strana e molto prolifica attività della scena hip hop termolese cominciò alcuni anni dopo. Proprio diciamo il periodo post, o magari di nuovo, come dici tu, ero molto piccolo, 92, cioè avevo 13 anni. È vero sì che giravo con gli skater che erano più grandi di me, ce ne sono tanti con cui sono ancora in contatto. Però è un attimo che io queste realtà non le ho viste, non le ho vissute perché ero un ragazzino fondamentalmente. Okay. Quindi diciamo che lo scambio con le persone che più somigliavano a un ambiente del genere o quantomeno condividevano un affetto, una passione per un certo tipo di sound, per un certo tipo di musica, avveniva attraverso lo skate. Centri sociali non ce ne sono mai stati, quindi su questo vado sul sicuro, non ce l'avevo mai avuto. Sì, più o meno come a me è successo con la pallacanestro, quindi bene o male hanno queste attività che non soltanto erano legate a una dimensione street, no? Perché a basket si gioca al campetto d'estate, con lo skate si va nello skate park, ma avevano, come tu hai sottolineato prima, un sottotesto di musica rap nei video. Anche le videocassette di basket che prendevo io, mi ricordo quella di Shaq, io mi ricordo quella di Shaquille O'Neal, no? Che poi anche rappava lui, tra l'altro, nel tempo libero ha sempre cazzeggiato con il rap ed era pure forte dal mio punto di vista. Mi ricordo che guardavo la videocassetta di Shaq e i pezzi che c'erano dentro, c'era anche lui con la cuffia, vestito proprio da rapper anni 90, con la cuffietta di lana che rappava. Quindi nello stesso modo tu immagino andavi in skate, guardavi le videocassette di skate, passava qualche pezzo americano. Il tuo primo bacio col rap americano è stato attraverso queste cose? È qui che lo hai? Sì, sempre attraverso lo skate. Io penso che le prime cose furono Public Enemy, adesso non ricordo quale album, però It Takes a Nation. Mi sa It Takes a Nation, sì. Probabilmente sì. Beh, quelle erano le prime cose. E poi nel frattempo è arrivato anche dal basso di Luix, come dicevamo poco fa, che era stato prodotto, come tu giustamente hai ricordato, all'interno dell'ambiente post e centri sociali. Lui era fortemente in connessione con gli assalti frontali e col forte prenestino. No? Sì, la sua prima apparizione fu su 30 miglia di mare,
degli assalti frontali, certo. penso, non so se ce ne sono state altre. Certo. Tu però diciamo che hai approfondito la sua conoscenza con quello che poi è l'album successivo, ovvero sì. A Volte Ritorno. Ecco, ricordiamo a chi ci ascolta, chi ci sta seguendo adesso, che A Volte Ritorno è considerato a tutt'oggi uno dei grandi classici del rap italiano, che comunque ai tempi era ancora un fenomeno abbastanza underground, nonostante l'UX fosse in major, già con A Volte Ritorno. La distribuzione era in major, non credo la produzione vera e propria, poi non lo so di preciso. Anche a me risulta comunque sì che aveva il contratto per 2 dischi, tant'è che dopo poi ci arriviamo anche al secondo. Cosa c'è da dire su A Volte Ritorno? Cioè, raccontaci tu allora, hai comprato proprio la cassetta, te l'hanno passata, cos'era? Ma un mio amico fraterno mi dice: guarda, ascoltati sto rapper di Pescara. E io ho detto, già che di Pescara, come faccio a non ascoltarlo? E quindi lì mi si era aperto un mondo. La cosa, diciamo, la prima cosa figa fu che, penso l'anno dopo, andammo io e questo amico con un amico comune più grande di noi, che già girava per i concerti con la sua macchinuccia, pigliava e partiva, che è una figura di Termoli abbastanza particolare, che gira per concerti da sempre. Ci ha caricato in macchina e ci ha detto: andiamo a Giulianova, ci andiamo a vedere l'UX. E quindi ce lo siamo visti live quella notte. In questo periodo? 96, che c'avevo? No, di meno, aspetta. 95, avevo 15-16 anni. Ok. 15-16 anni. Sono partito, siamo andati a vedere questo concerto, bellissimo, almeno nei miei ricordi è la cosa più bella che abbia mai visto, ma la cosa che mi aveva più colpito, siccome era la prima volta che andavo a un vero e proprio concerto di rap sotto al palco in un luogo anche piccolo, era la possibilità di parlare con queste persone e scoprire che erano sicuramente personaggi sui generis, dalla grandissima anima che si percepiva sin da subito. Ti devo interrompere adesso che parli dei personaggi con cui eri, perché tra i commenti è comparso una tua vecchia conoscenza. Io non lo conosco attraverso i tuoi dischi, chiaramente non lo conosco personalmente, quindi vuole i nomi. Allora, i nomi, la persona con cui, l'altro mio coetaneo con cui sono andato, e lui lo conosce, è Alessandro Starinieri, quindi nomi e cognomi. E quello che ci ha portato, che è una figura di Termoli molto conosciuta, è Nando. Basta dire Nando a Termoli, che tutti sanno di chi stiamo parlando, è un capo. E quindi fai anche una piccola introduzione. Tony Joz, diciamo, per chi è su Instagram che non vede i commenti, questi tipi di commenti di Facebook e di YouTube li vedono solo su Facebook e YouTube. Tony Joz è intervenuto, fai una piccola introduzione, insomma, spiegaci chi è. Io lo conosco perché collabora con te nei tuoi dischi. Tony Joz, 13 bastardi, io non ho altro da aggiungere. Secondo me può bastare. Ne abbiamo anche parlato, giustamente. Esatto. Ne abbiamo anche parlato, quindi sì. Uno dei fondatori, uno dei pionieri, possiamo dire. Che connessioni avevi tu? Questa è una domanda sicuramente che volevo farti, ti ho anche già fatto in passato, in realtà non mi ricordo cosa mi avevi risposto. Che connessioni avevi con la scena napoletana? Perché so che ci sei molto legato, anche in Rodney Mullen c'è proprio un pezzo in cui, se non sbaglio, il ritornello e anche una strofa sono in napoletano, giusto? Sì, ma è successo, quello è successo parecchi anni dopo, però era già il 2005-2006. 2005-2006, Tony, di cui parlavamo un attimo fa, dei 13 bastardi, si era trasferito a Termoli e cercava qualcuno che gli facesse registrare dei rap. Ha incontrato me e da lì ci siamo piaciuti, abbiamo fatto 1000 robe insieme. Poi io a Napoli ci sono andato molte volte, ho avuto anche... Quindi possiamo dire che Tony è stato il tuo piede nella porta per entrare in connessione con la scena napoletana, perché io so, perché ti conosco, possiamo dirlo, che tu comunque hai conosciuto personalmente tanti personaggi di rilievo della scena napoletana. Guarda, io ho paura Clementino, per dire. Uno dei pochi vanti che ho nella vita, che saranno 4 o 5, che continuerò a ripetere come un vecchio rincoglionito, te lo dico adesso: nel 2007, alla festa dei 10 anni della TCK, che è la crew con cui nasceva Clementino, MC OZ e tutti quanti, al live dei 10 anni all'Officina 99 strapiena, io e Luigi eravamo i soli ospiti non napoletani. DJ Luigi ancora non ne abbiamo parlato in queste puntate, però Luigi è una personalità che c'è sempre stata nella scena hip hop italiana,
fortemente connesso a Zona Dopa, Neffa e tutto il movimento bolognese. Insomma, e quindi questo è uno dei miei pochi e vanti molto molto sinceri. Comunque niente, molti anni dopo, appunto, non lo so come avvenne il contatto con i ragazzi di Napoli, però insomma io poi ci sono stato, ci andavo praticamente ogni weekend a Napoli, perché ho avuto anche una ragazza giù a quei tempi, in quegli anni lì, erano poi gli anni della cassa integrazione della Fiat, quindi avevo uno stipendio, senza lavorare, quindi andavo giù ogni weekend e da lì si sono stabilite delle connessioni molto forti e anche degli splendidi rapporti di amicizia. Con la scena che io reputo assolutamente più bella e influente del anch'io raccontavo nella puntata di Via Television sulla scena napoletana, che sicuramente aveva un fascino che poche altre avevano, però questa della cassa integrazione è un'altra pagina della tua storia personale, che anche è stata la linfa, diciamo, di alcune delle tue produzioni, tra cui quella attraverso la quale ti ho conosciuto. Bisogna mantenere la posizione, era infarcito della tua esperienza all'interno di uno stabilimento, possiamo definirlo così, perché tu hai lavorato in Fiat, quindi sei stato uno di quegli ingranaggi coi quali molto spesso hai costruito le metafore dei tuoi testi. Nel frattempo Alessandro Nor, che se non sbaglio è una tua conoscenza, ha fatto un commento, non so se vuoi rispondere, poi ci ha messo anche ti infama. Grande. Parleremo anche di lui se abbiamo occasione, perché lui è stato una delle persone che, partendo da zero insieme a me, abbiamo cercato di, come dicono gli americani, to figure it out, no? di inventarci, cercando di capire come trasformare i nostri rap a tempo su uno stereo di una macchina in un parcheggio in un disco. In delle canzoni. Delle canzoni, esatto. Molto interessante. Allora, finiamo un attimino il giro di commenti, poi andiamo avanti. Giovanni Di Natale scrive: Sandro bevi, a me verrebbe da dire no, ti prego. Teniamolo lucido e astemio. Sandro, possiamo dirlo in confidenza, tu sei un amante della birra. No, possiamo dirlo in confidenza, io sono un alcolista. Quando facciamo serata molto spesso, diciamo, ne subisci il fascino, indubbiamente. Ciao Tony, bentornato. Ma Sandro, quando andava sugli skate, pesava una di 50 kg o no? Una cinquantina di chili o no? Una cinquantina di chili o no, esatto. Guarda, se vedi, se si prende la briga Tony Meola di perdere 10 minuti e andare su Facebook a guardare le foto, già del 2007, troverai che a un certo punto sono foto di una persona irriconoscibile che pesa sì e no 60 kg e sono io. Ma ricordiamo anche un'altra piccola parentesi ironica, che i rapper corpulenti spaccano, quindi d'altra parte magari ci hai perso in estetica, ma ci hai guadagnato in pesezza. Sempre Tony ci fa una precisazione sulla prima collaborazione di Luix, che ci dice: negli assalti frontali in terra di nessuno, ma penso che il pezzo che citavi tu fosse proprio in terra di nessuno, no? Sì, 30 miglia di mare. Qua purtroppo veniamo un attimino meno, diciamo, le nostre nozioni a mente, gli anni ogni tanto si confondono. Cristiano ci scrive: ho visto i Public Enemy nel 95 a Lignano Sabbiadoro. Ecco, sicuramente un concerto epocale. Io immagino lo fosse, chiaramente io ero troppo piccolo per frequentare ambienti di quel tipo. Mia mamma mi avrebbe appeso probabilmente al muro, bla bla bla. Dunque vediamo, ci ricordiamo con tanto affetto di Sandro, scrive grande, e lui è un DJ e produttore straordinario della scena napoletana e mi pare anche della crew TCK, comunque in quel periodo era sempre con noi, anzi ero io che ero con loro, non lui con noi. Lui era una personalità di quella scena lì, un testimone, quindi abbiamo sì, mi fa molto piacere mi fanno molto piacere queste parole. Ciao Andrea, benvenuto. Tony Jotz ti cita e scrive: capolo chiudi flip. Poi ce la spieghi questa rima di Sandro Su, che anch'io si riferisce al trick, giusto, allo skate. Ok, quindi è un modo di dire, come dire, chiudi il flip. Ok. Salutiamo anche JD Il Moro, Davide, Johnny, bellissima sta diretta, grazie di essere con noi Davide. Vediamo un pochino nel frattempo cosa succede su Instagram prima di andare avanti, ecco, in ordine cronologico. Volevo parlare un attimino con te anche di
come hai percepito. Vediamo qua cosa ci scrivono. C'è anche Paolo Knez che ci segue da qua, un'altra nostra vecchia conoscenza. Quando parleremo della scena del Triveneto probabilmente parleremo anche di te e di tutti voi. Ciao Knez. E il mio babbo, ciao papà, e grazie per i bei dischi di rap italiano che mi hai comprato negli anni 90, altrimenti non sarei qua a parlarne. Molto bene. Allora, io volevo farti questa domanda qua. Io a volte ritorno, l'ho conosciuto come disco molto dopo, per un semplice motivo, come spesso mi è capitato di dire nel corso di queste dirette. Io l'unico mezzo che avevo per conoscere queste cose, essendo che eravamo anche in pochi, era trovare il disco e comprarlo. Okay. Quel disco lì non l'ho trovato, anche perché io comunque mi sono avvicinato al rap italiano, che era 96, 97, 98, in quegli anni lì. Probabilmente è stato anche stampato in poche copie ai tempi, quindi insomma, detta in due parole, non l'ho trovato quando lo cercavo, l'ho trovato anni dopo perché me lo passarono. E una cosa che notai era l'influenza a livello di sound all'interno del disco, che non era quella che mi aspettavo. Cioè io mi aspettavo un approccio forse più hardcore, underground della East Coast, invece sentivo parecchie influenze della costa ovest, sia in alcuni pezzi come Una cantina piena di cafoni, Una cantina piena di cafù, che suonava molto Soul Assassins, molto Cypress Hill, diciamo quel tipo di sound lì, sia nel singolo La Raie, uno dei singoli, La Raie, che aveva il sample di Kool and the Gang, Summer Madness, che è notoriamente un gran classico, uno di quei dischi che proprio i produttori di rap West Coast hanno non scavato di più, cioè ci sono 1000 versioni di quel tempo lì, perfino Dr. Dre, se non sbaglio, l'ha usato, adesso non ricordo esattamente. Anche Will Smith. Anche Will Smith, vabbè, ma è un gran classico, comunque un pezzo strumentale di Kool and the Gang. Chi non lo conosce e che magari ha voglia di approfondire anche qualcosa che va ben oltre il rap, è veramente un brano che non ha parole né niente, però quando lo metti su senti la calura estiva che ti si appiccica addosso, giusto? Sì. Tu avevi percepito, magari non ai tempi perché non avevi la knowledge, ma poi hai notato anche tu questa cosa, ti sentiresti di condividerla? Il fatto che i riferimenti non erano esattamente quelli dell'underground newyorkese, che andava per la maggiore, sempre andato per la maggiore in Italia, ma che in qualche modo si rifacesse a canoni stilistici, a modelli diversi che erano quelli di Los Angeles. Sì, ma guarda che se ci fai caso, io ti invito a fare una riflessione, anche i Sangue Misto erano parecchio Cypress Hill. C'era qualche mini Moog su SXM. La mini Moog, lo diciamo per chi non lo conosce, è una roba da feticisti, è una tastiera che è esattamente la tastiera che Dr. Dre usò nel suo primo disco solista, si vede anche in Straight Outta Compton nel film sulla storia degli NWA. È uno strumento proprio tipico, cardine, no? Quindi, no, ma sì, sono assolutamente d'accordo. La sonorità in molti pezzi si discosta da quello che uno si aspetterebbe da un preconcetto di hardcore, no? Quando vai ad ascoltare, sicuramente. Ma la cosa che... Dimmi, la cosa che ci tenevo a dire, sempre per rilacciarmi al discorso di prima, questo disco qui, A volte ritorno, ha fatto, creando la crew Costa Nostra, di fatto, che si è creata con questo disco, ha fatto un qualcosa di così grande e straordinario che io immagino neanche i direttamente coinvolti se ne siano mai veramente resi conto, credo. E la Costa Nostra si respirava nell'aria quando andavi a pescare in quegli anni, e aver ascoltato quel disco, aver visto quei live, farsi il fatto che ti piacessero e ti colpissero quelle parole, ti rendeva veramente, ti faceva sentire parte di qualcosa di speciale. Era un qualcosa a cui apparteneva, che apparteneva anche alle persone che non avevano niente, perché davvero non avevamo niente in quegli anni. Chi si sentiva diverso, ma ti parlo anche banalmente di chi gli piaceva lo skate invece di andare in discoteca, gli piaceva, e tu non avevi niente, intorno a te non c'era nulla, arrivano questi e piantano un'enorme bandiera con un granchio sopra che dice: ok amico, sei dei nostri. Cioè mi vengono i brividi solo a parlare, e tu lo sapevi.
Cioè quella roba lì la respiravi a Pescara, quando passava uno con un pantalone un po' calato, un berrettino, ci si guardava come i cani fino a quando non si scompariva dalla vista l'uno dell'altro, e magari ci si fermava e diceva, oh ma tu, sì, io, e si iniziavano così anche rapporti d'amicizia durati anni. Beh, bisogna dire che questa cosa a cui fai riferimento, lo diciamo per chi non lo sa, Costa Nostra è il gruppo, l'estensione, diciamo, del nucleo compositivo che c'era all'interno dei dischi, che riguardava prevalentemente Luix e DJ Disastro, giusto, se non sbaglio. Poi c'era Luix, Disastro, Cuba in realtà esiste da sempre, un'eminenza grigia, è dall'89 che Cuba è in giro. Negli anni precedenti a queste esperienze discografiche lui aveva un gruppo che si chiamava ISIM, Sistema Informativo Massificato. Sì, era un casino in quegli anni. Erano una specie di... Sì, era un gruppo crossover, hard rock, rap, che possiamo accomunare Rage Against the Machine facendo... Sì, loro avevano creato qualcosa che dava una voce, rispondeva a un'esigenza di un certo tipo. Assolutamente. Questa cosa qua è una delle grandi forze della musica hip hop da sempre in tutto il mondo, cioè il fatto di farsi portavoce di chi voce non ne ha. Lo diceva Chuck D, il rapper dei Public Enemy in tempi non sospetti, la CNN del ghetto, no? Quindi dove cose che non venivano dette, sensazioni, situazioni che non venivano ritratte dalla musica massificata, dal mainstream, mettiamola così, nel rap trovavano una loro voce, ed è bello che tu ci dica che per voi che vivevate sulla costa di, insomma, tra Termoli e Pescara in quegli anni, vi sentivate di identificarvi molto bene in questo. Ma parliamo un attimo anche del fatto che la grande forza, se vogliamo, di Luix, uno dei motivi per i quali è sopravvissuto fino ad oggi artisticamente, nonostante poi lo diremo, è scomparso con l'avvento dei 2000 a livello discografico, ecco, uno dei motivi era proprio la sua capacità, la sua semplicità. Era molto rap americano lui in questo, cioè aveva un linguaggio molto semplice. Il suo rap non aveva fronzoli, non aveva vocabolari particolarmente ricercati, però arrivava dritto a comunicare quello che doveva comunicare, come spesso capitava anche a un certo tipo di gangsta rap. A me viene in mente 5 minuti di paura, che è un pezzo che invito tutti voi ad andare ad ascoltare, è su A volte ritorno di Luix, lo trovate anche quello su Spotify, che era uno storytelling, come si dice, quindi Luix raccontava una storia, giusto? Sì, in Italia non credo che sia mai stato fatto uno storytelling a quei livelli lì. Con una rapida sinossi anche per chi ci ascolta, insomma. Ma niente, anzitutto posso partire col fatto che non è fiction, è successo davvero. È praticamente la storia raccontata per la strada, riferita da lui, di un tossico che per procurarsi le sue dosi procurarsi l'eroina, rubava al vicinato e rubava in casa, fino a quando non ha beccato suo fratello davanti alla porta che gli ha detto, cioè, ti hai rotto il cazzo di rubare i soldi di casa, adesso basta. E questo qui ha tirato fuori la pistola e ha piantato 2 colpi in faccia al fratello, seccandolo. A me vengono i brividi, no? Anche perché mi ricordo l'ultima strofa del pezzo dove il narratore... Quella è non fa la morale, attenzione. Sì, vabbè, diciamo che... Io dico solo quel che so, parlo come sto, provo a assaporare quello che racconto mo', perché così questa è la storia di un dannato, perché questa è storia di una razza che sta società ha già condannato. Inizia così quella strofa lì, in cui il narratore onnisciente dice quella cosa. Questa è letteratura ai massimi livelli, ma neanche Manzoni, andate a cagare tutti. Ma neanche veramente esagerare nei paragoni trascinati dall'entusiasmo. Sicuramente era un bellissimo spaccato crudo, reale e diretto di una situazione che ai tempi, stiamo comunque parlando degli anni 90, anni in cui ancora un certo tipo
sopravvive tuttora un certo tipo di abuso di un certo tipo di sostanza, nonostante sia conosciuto a livello capillare, che è dannosa e che porta ai piedi di un cipresso, appunto, per parafrasare l'UX. No, vabbè, ma adesso l'eroina è tornata alla grande. Quindi... Sì, c'è questo dibattito. Io purtroppo non ho connessioni, diciamo, col tessuto sociale di quel tipo lì, quindi non posso né confermare né smentire. Sicuramente ho sentito anch'io storie che fanno un attimino strabuzzare gli occhi, perché insomma, lo sappiamo noi, la nostra generazione lo sapeva quali erano le conseguenze dell'uso di un certo tipo di sostanza in quel modo, no? Quindi il fatto che stia tornando è una cosa sicuramente orribile. Ai tempi però era anche cronaca, giusto? Perché capitava più spesso adesso che si arrivasse a dover seppellire appunto dei giovani che avevano fatto scelte sbagliate. Va bene, allora a questo punto io ti chiederei tra un attimo di raccontarci la tua personale esperienza con l'UX, perché tu l'hai conosciuto, giusto? Anche. Sì, io l'ho conosciuto. Ho sentito delle storie che magari conosci anche tu, senza entrare troppo nel particolare, magari che lo dipingeva come un personaggio particolare, sicuramente. Certo. Giusto? Poi un attimino leggiamo questi ultimi commenti che sono arrivati. Split ci dice: molto interessante ragazzi, è un piacere ascoltarvi, un abbraccione. Grazie Split, è un piacere averti con noi durante questa diretta. Paolo Torchetti: ciao Sandro e Ghiat, bella chiacchierata, sto guardando e ascoltando con piacere. Parleremo anche di te, Paolo, parleremo anche molto di te. Bene, non sarai assente. Molto bene, e vediamo nel frattempo cos'è successo di qua, perché c'è un po' di movimento, ma Mattia Plescia scrive: giochiamo a PES, penso stia parlando con te. Okay. No, non mi va di farlo perdere di nuovo, è un amico, umiliarlo non ha nessun senso. Sara De Toni ci scrive: adoro un sacco il tuo modo di ragionare e le tue canzoni. Vabbè, che sia riferito a me, a Sandro, è irrilevante, grazie mille Sara. Zed Costello, way, ciao raga, ciao Zedone, occhi fissi. Grande. Zedone è una vecchia conoscenza nostra, diciamo, della scena di qua. Allora, parlaci un pochino di lui, o come i più, perché poi tra un attimo arriviamo anche all'influenza che ha avuto sull'hip hop in Friuli, perché paradossalmente, anche se molti non lo sanno, attraverso un personaggio importante per la scena rap friulana, Costa Nostra e il lavoro di Luix sono entrati prepotentemente anche nell'immaginario nostro. Ma prima di arrivare a questo, raccontaci un attimino, se puoi, insomma, se te la senti. Adesso non... Ma no, vabbè, io diciamo alla fine quando lui raggiunse il picco di notorietà nell'arco di 2 album più famosi che dicevi tu, appunto, di Major, lui suonava tanto, e va da sé che visto aver creato una situazione così forte, così importante, di forte impatto sulle persone, lui suonava tanto anche da quelle parti lì, girava tutta l'Italia, ma tra Pescara, Teramo, Termoli, San Benedetto, capito, Marche, Abruzzo, Puglia, suonava una continuazione. Quindi ti vado a vedere che tipo di palchi faceva? Tutti. In che posti suona? Locali prevalentemente? Ma ti dico, locali, concerti all'aperto, non so se c'è stato anche, penso qualche grosso festival anche, ma cioè, lui a un certo punto, cioè, era anche, lo si trova su YouTube che fa il live del disco da che cazzo è? Sì, RTL, in televisione, sì. In televisione, così, cioè, insomma, girava tutti i tipi di palchi, suonavano tanto. Raccontavamo che in quegli anni c'era anche attenzione mediatica, no? Sul rap, era il nuovo fenomeno, quindi i rapper erano cercati dai mass media, dai media generalisti. Esatto. E tu hai mai aperto un suo concerto? Oddio, è possibile che io abbia... Allora, io ho sicuramente... Allora, con Cuba ho un rapporto proprio di amicizia. Abbiamo fatto anche dei pezzi insieme. Ogni tanto ci sentiamo, l'ho fatto venire a suonare qui a Trieste, ci siamo fatti 2 risate, una bella serata, una bella magnata. Quindi con Cuba sicuramente abbiamo fatto concerti insieme. Sì, no, ma penso anche l'UX, sì, a Vasto mi pare, a Vasto è successo, a Vasto, sì, a Vasto e a Pescara, mi sa.
non vorrei sbagliarmi, però è successo almeno 2 volte, è successo. Sì, ma detto, lui era una persona molto particolare, lo conoscevo, ci si beccava, si parlava, così. Poi purtroppo ti dico, con lui, tra tutti è la persona, con lui di persone con cui ho avuto un minor rapporto, seppur un paio di magnate, delle lunghe chiacchierate ce le ho fatte. Gli altri due, diciamo, 2-3 pilastri di Costa Nostra sono Disastro, il produttore, conosco anche lui, DJ produttore, conosco anche lui, anche se anche lui abbastanza poco. Ho legato molto con Cuba e con Eco che fa una sola strofa in A volte ritorno, in Non ci sta problema. Lui era il più giovane di tutti, anche lui ex skater, un uomo che con una strofa mi ha cambiato la vita. Un uomo che con una strofa mi ha cambiato la vita, siamo amici tuttora, quando possiamo scambiamo 2 chiacchiere sui social, è un amicone, sia lui che Cuba, con lui sono persone, da noi non è raro, in Abruzzo soprattutto non è raro, però sono persone qui farebbe la differenza invece, sono persone di una genuinità che non immagini, difficile da descrivere. Buoni, semplici e diretti, come gli arrosticini. Bravissimo, come di Rustil. E quindi siamo arrivati comunque il 95 a volte ritorno, giusto, di Luix? Era percepito tra voi giovani come un fenomeno da tenere d'occhio, nel senso la roba che i giovani conoscevano comunque, i tuoi coetanei lo conoscevano. Dipende, sempre persone diciamo sempre persone particolari la gente che ascoltava il rap, che era poca. Quegli anni lì, in un posto di 30.000 abitanti sulla costa molisana, ma la stessa Pescara, che al tempo faceva un 150.000 abitanti, penso. Cioè, comunque, non è che, ti ripeto, quando si incontrava uno col cappellino, era come un'oasi nel deserto. Succedeva anche qua. Ce n'è un altro, no? Quindi sì, era senza dubbio la bandiera di tutti, era senza dubbio una cosa che tutti ascoltavano, che tutti avevano ben presente, però insomma riguardava di fatto una minoranza. Nel 95, quindi lì poi tu ti ricordi tutta una serie di concerti negli anni successivi fino al disco successivo, La lealtà, lo scontro, giusto? E lì io aprirei una parentesi su quest'ultimo disco, perché successivamente all'uscita della La lealtà, lo scontro, Luix praticamente scompare dai radar in qualche modo, giusto? Sì. E quindi capisci, io mi ricordo che La lealtà, lo scontro è stato un disco che non è stato recensito, non è stato neanche sui giornali di settore. Tu leggevi AL chiaramente, no? Come facevamo tutti. Forse su AL ne parlarono, ma sempre marginalmente, no? Una pagina di pubblicità e basta, che è quella che io vidi con la copertina, insomma un paginone intero, e poi quando andai nel negozio di dischi vidi il disco e lo comprai. Non ti nascondo che quel disco lì sul momento non lo capii, percepivo l'atmosfera, perché sentivo soprattutto nei primi pezzi del disco questa atmosfera da costa adriatica proprio, però non in alta stagione, quindi non coi turisti. Bravo, bravissimo. Settembre, ottobre o ancora meglio proprio d'inverno, capito? Quindi il mare, quel disco lì è il mare d'inverno. È il mare d'inverno, esatto. È un disco il mare d'inverno. Che non capii e che feci anche fatica a trovare informazioni, perché in pochissimi lo conoscevano, era molto duro. Poi sai, col tempo chiaramente c'è un pezzo all'interno, diciamo per chi ci segue, che si intitola E la sagra continua, che obiettivamente, nonostante fosse anche una cosa che io capivo molto bene, oltre a quello aveva anche un testo molto, molto duro, cioè proprio quella durezza che ci si aspettava da Luix, insomma, questa crudezza, sputo in terra quando passa la madama. Quindi se vogliamo parlare di gangsta rap in Italia, ecco, lo possiamo dire a questo punto della diretta, non possiamo farlo senza nominare Luix, perché io non penso che nessun altro rapper italiano
Salvo forse in tempi recenti c'è qualche mariuolo che effettivamente è riuscito ad avere parecchio seguito, ma in tempi non sospetti, quando il gangsta rap in America era famoso, qua in Italia c'erano tanti che millantavano un'appartenenza di strada, ma nessuno che aveva la credibilità. Era diverso, era più profondo di così, nel senso che forse proprio per questo motivo interpretava davvero il gangsta rap americano, se lo mettiamo sempre tra virgolette, questa questione del gangsta rap, con le dovute differenze, mutatis mutandis, ma lo interpretava davvero, perché il gangsta rap americano aveva sotto un messaggio importante. Ecco, scusa, ti fermo un attimino perché facciamo questa precisazione qua. Diciamo che il termine gangsta rap è diventato nell'immaginario collettivo tradurre l'ultima fase di Tupac, quindi collane, puttane, scusate il francese, droga, andare in giro con macchine di lusso. In realtà il gangsta rap, quando è nato, ma nei suoi intenti sempre, a parte le svisate che i media gli hanno fatto fare, era traducibile con reality rap. Quindi gangsta non voleva essere gangster tipo Lucky Luciano, tipo il gangster della mafia negli Stati Uniti, no, era semplicemente un termine che era stato usato perché voleva tradurre una realtà di strada molto dura, molto difficile, che riguardava anche violenza, armi e prostituzione, sicuramente, però da una prospettiva dal basso, appunto, non una prospettiva dall'alto come dopo è successo, no? Come negli anni successivi è successo di sti rapper famosi che si affiliano alle gang dopo che sono già diventati famosi, no? Queste cose assurde che sono successe nel rap americano. Quella è come dire, è la cultura che diventa glamour, no? L'estetica che diventa più importante del concetto, ma noi parlando di gangsta rap riferito a Luix non vogliamo riferirci, come tu volevi giustamente puntualizzare, all'orologio d'oro, alle collane, alla macchina con la troia. No, non è quello, era proprio la realtà di una strada brutta, cattiva, piena di violenza, di droga, di spaccio, di prostituzione, di disagio. Ecco, in questo senso. Sì, certo, ripeto, in Italia vivevamo fortunatamente una situazione più edulcorata rispetto a quelle che possono essere le strade di Los Angeles, ma sì, si trattava di un rap che ti sbatteva in faccia la realtà delle strade di Pescara, per esempio, che non tutti conoscevano, non tutti c'entravano, non tutti sapevano. Quel disco lì, che è Il mare d'inverno, lo è per un motivo preciso. Io penso che non credo per dei motivi particolari, ma per un fatto proprio fisiologico, quella grande anima che ci incorporava tutti, che ho chiamato prima Costa Nostra, si stava in qualche maniera, in qualche modo disgregando. Non c'era un motivo dietro, semplicemente le teste cambiano, i ragazzi crescono, qualcuno mette su famiglia, non lo so il perché, cioè forse è stato proprio un percorso fisiologico, è andata così. E quindi lui quel disco lì piange dall'inizio alla fine, è un uomo solo. Quel disco lì era già la disgregazione, diciamo la curva discendente era già cominciata, quel disco lì non è la causa, è solo il riflesso. Quel disco lì è l'inno della fine. È il canto del cigno, quel disco là. Sì, perché sicuramente da un punto di vista esterno, come il mio, da semplice ascoltatore lontano, mi viene da dire che era anche una pecca a livello di marketing della major, che non aveva assolutamente, era un disco difficilissimo da vendere, ma nel momento in cui lo pubblichi almeno ci provi, dal mio punto di vista. Invece proprio tagliarono pubblicità, tagliarono tutto. Il disco era distribuito, l'ho trovato, io penso, nel negozietto di dischi di Tolmezzo, giusto per farti capire dove era arrivato, capito? Però non c'era pubblicità, non c'era promozione, non c'era stato niente. Quindi dal mio punto di vista sembrava che quasi la disgregazione e la calata, diciamo, la fine di Costa Nostra, della crew di Luix, fosse dovuta al fatto che quel disco non era funzionato. Invece tu mi confermi che era qualcosa, era un processo già in atto. Io penso, adesso azzardo una visione. È successo anche a me, però io penso che a loro
penso, loro hanno raggiunto vette più alte e più importanti, no? Come tu mi dici, distribuito praticamente ovunque. Io a quello non sono arrivato, però c'è stato un lungo periodo della mia esistenza in cui io volevo fortissimamente, come Alfieri, raggiungere uno status, un punto, un contratto discografico, una distribuzione, una roba. Probabilmente lui in televisione quella volta ci voleva davvero andare, no? Cioè, ma dai, che ne so, andiamo in televisione alla grande, portiamo Costa Nostra in poi, quando arrivi lì, per il tipo di persona che sei, e qui parlo per me, non te ne frega un cazzo. La verità è che non te ne frega niente di tutti gli orpelli, di tutte le regole, di tutti i paletti che questi ti mettono, vestiti così perché vendi di più, dilla così perché la capiscono meglio, mi rompo i coglioni. E secondo me è successo qualcosa di simile. Quindi quella cosa lì, insieme al fade out fisiologico del grande fenomeno Costa Nostra. E quello è stato uno secondo me straordinario e bellissimo canto del cigno. Canzoni come Via da qua. È un disco che va sentito, perché sono delle atmosfere, ecco, che io ritrovo in maniera diversa in alcuni moderni rapper che vengono più o meno da quelle zone, no? Mi viene in mente Claver, che adesso Claver Gold, e mi viene in mente, attenzione, che ci saluta, è passato di qua, proprio lui anche, Moder, che ha due bellissimi dischi negli ultimi anni che sanno un po' di... Lui magari proprio non è il mare d'inverno, però comunque ha qualcosa, quella malinconia che ti dà anche il mare d'inverno, no? Che tu hai citato spesso tra le tue influenze Capossela, che comunque era uno che, Vinicio Capossela, che col mare d'inverno ne sa qualcosa. Murubutu è uno che col mare d'inverno ne sa qualcosa, quindi era un disco che in qualche modo rifletteva un certo tipo di messaggio, di sensazione che trasmettono certi ambienti d'inverno. Nel mio piccolo, quando mamma e papà la domenica d'inverno che c'era sole, dicevano andiamo a fare un giro a grado a mettere i piedi nella sabbia, capito? Esatto, e vedi comunque la riviera adriatica d'inverno, che è una cosa diversissima, no? Quella spiaggia vuota, senza ombrelloni, la luce molto più bassa, molto più bianca, meno gialla. Quindi è tutta una serie di cose che in ogni caso salutiamo Moder e invitiamo tutti ad andare a sentirsi il suo ultimo disco uscito da pochissimo, perché è veramente molto molto bello. Poi chi abbiamo ancora? I cartoni di Miscia che ci saluta. Ciao ragazzi, ciao a te, bentornato, sei sempre tra di noi. Amedeo, grande, questo qua è uno dei personaggi che era in quella Pescara lì, la Pescara di Costa Nostra. Lui saliva sui palchi, faceva freestyle, è un amicone, tuttora non ci vediamo da una vita, ma è un figo lui. Salutiamo Amedeo, grazie Amedeo che sei passato. E attenzione, cosa dice Amedeo? Voglio la maglia. Te la metto da parte, Amedeo. Dopo ci scriviamo. Michele Frank Flag scrive: conservo sempre un grande ricordo dell'amico Sandro. Un abbraccio. Lui è uno dei colleghi dello stabilimento della Fiat, quindi saluto. Ok. Adesso arriviamo, che chiudiamo anche, visto che siamo vicini all'ora, chiudiamo anche la diretta parlando di te e del modo in cui tu poi hai interpretato, rielaborato anche alcune cose che avevi appreso dal messaggio di Luix e le hai portate qua in Friuli da noi, dove hai trovato una sorpresa arrivando, ma ci arriviamo tra un attimo. Salutiamo l'ultima volta Moder, che ci vuole bene, te ne vogliamo anche noi. Qua invece abbiamo Trama. Ciao Tramino, come stai? Tutto bene? Bobet, ciao raga, ciao Bobettuzzo. Intelligennio, che dice Ngulosa. Ngulo. Querx, che ci chiede cosa pensate di Pufileti, scrive, immagino sia Pufileti. Sbaglio, sì, io l'ho ascoltato, non è roba per me, ma vedo che ha un sacco di... possiamo dirlo, è un nuovo artista che però riprende una vena di astrattismo, se vogliamo, di astrattismo nella stesura, che ultimamente non va molto di moda. A me piace. Ecco, vedi, a te piace, ma anche DJ Park mi diceva che è appassionato. Io onestamente non è il mio linguaggio. Abbiamo lo stesso curatore della comunicazione, peraltro. Quindi siamo a solo un grado di separazione. Lui è forte, secondo me.
Palando tu. Pala Madonna tu. Maravalle, un fratello di Termoli. Ah, me ne hai parlato diverse volte. Maravalle, quello che ti mena. Esatto, mi ricordo come uno di quelli che ci pensano lui quando ci sono dei problemi. Ciao Nicola, grazie che sei passato a trovarci, fa molto piacere. E Amedeo dice: grazie Sandro, grazie Dorogliat, bello sentirvi, grazie a te Amedeo che sei passato. Mi è uscito l'apostrofo. MLM, lo sai che? No, ok. Mannaggia la Madonna. No, grazie. Ha scritto Doro con l'apostrofo, ma non ti preoccupare, scritto con l'apostrofo fa capire a tutti come si pronuncia, ecco, se non altro. Quindi va benissimo, grazie. Allora, chiudiamo la nostra storia, Sandro, perché cosa succedeva nel frattempo qua in Friuli, sempre a proposito di Costa Nostra? Succede che il rapper, possiamo definirlo chiaramente il rapper più importante della storia dell'hip hop in Friuli Venezia Giulia, è un rapper goriziano, si chiama Juan Shadai, che ha nel corso, prima con la sua crew 21 e poi soprattutto con la carriera solista attraverso un disco in particolare bellissimo del 2006 dal titolo Robots. Invito tutti voi ad andare a cercarvelo, ma avremo modo di parlare del disco quando faremo la scena del Triveneto, sicuramente. Ecco, Fabio era appassionatissimo, aveva un genuino attaccamento nei confronti di LUX, di Costa Nostra e di quindi tutto questo movimento di cui abbiamo parlato. Tale era questo attaccamento che aveva addirittura trasportato alcune parti dello slang. Il video della diretta su Instagram è terminato, ne faccio partire un'altra adesso e ti riaggiungo perché è un peccato. Ecco, dicevamo che Fabio aveva addirittura trasportato alcune parti dello slang proprio che parlavano i ragazzi di Costa Nostra qua, quindi compà ad esempio è un suffisso che qua non si usa, però LUX lo diceva tantissimo, compà, no? Diceva come io dico fradi o comunque ecco, esatto, questa cosa qua lo diceva spesso dentro nei pezzi, e quindi volente o nolente noi appassionati di pop qua in Friuli siamo entrati in contatto con Costa Nostra e con LUX attraverso anche il lavoro che aveva fatto Fabio. Che sensazione ti ha fatto a te arrivare in Friuli? Tu ti sei trasferito che abbiamo detto ben dopo, quindi una decina di anni dopo la realtà, lo scontro, ma avevi percepito questa cosa da lontano? Ti ha fatto specie sapere che comunque... No, ma guarda, aspetta, io a Fabio lo conoscevo da prima di venire qua, per questo motivo qua. Ma su Instagram che devo fare? Su Instagram ti devo invitare io, scusami, adesso eccoti qua, mi ha mandato l'invito, scusate, è il bello della diretta, come si diceva, più diretta di così e non c'è nient'altro da dire, esatto, scusami. Allora sì, parlavamo per chi su Instagram... Io Fabio lo conoscevo da quegli anni lì, perché veniva spesso a fare live con Cuba, con LUX, ecco, e quindi mi ho ricordato un altro concerto qua aperto a Tollo, dove ho beccato Fabio la prima volta. E niente, io quando sono arrivato qua semplicemente Fabio ci siamo ritrovati, quindi non ma no, lo so, Madonna, pazzia. Tu già sapevi di tutte queste analogie. Io penso che fosse semplicemente il rispetto che Fabio aveva per LUX e per il suo lavoro e che voleva trasportare, anche perché si sentiva vicino, forse essendo anche lui della costa adriatica in qualche modo, perché Fabio è originario di Foggia, quindi un po' più in giù, però insomma, occhio alla camera su Instagram, Sandro, che ce l'hai sempre coperta, perché devi Sant'Antonio Padre. Maledetta tecnologia, me la dà di default interna, io non le so capito. E quindi a questo punto chiudiamo. Tu hai fatto allora, faccio in chiusura e dopo quantomeno nomenclare, citare alcuni personaggi che negli anni successivi hanno raccolto quella che è stata in quella zona l'eredità di LUX in qualche maniera, o comunque hanno creato una forte scena di impatto, cioè una scena di forte impatto, che hanno fatto belle cose, e sono i senza nome come il dolce, il Paolo Torchetti che ci
che ci commentava prima è uno di loro. È uno di loro. Conoscevo, ammetto. Io con loro sono cresciuto nel periodo dell'università, facevo la radio con loro, ho fatto molti pezzi con loro, ho diviso molti palchi con loro. Loro erano un'altra realtà molto importante, non proprio contemporanea, ma poco dopo. E adesso il Giolama che ci commentava prima è invece produttore di Pescara, uscito da ormai un annetto anche con Unlimited Struggle con i suoi beat, ha prodotto per Cuba, è un amico di Luix, e dal sound, se lo vai ad ascoltare, vedi che ne raccoglie per intero un po' tutta l'eredità, anche se lui è un po' più Wu-Tang come sound. Però. Quindi c'è stata comunque una legacy, definiamola così, per usare alla fine un seguito parzialmente c'è stato. Io mi sento di aver raccolto personalmente quell'eredità lì, quantomeno come persona che si è resa conto che fu creato un fenomeno irripetibile, furono scritte parole irripetibili. Direi che questa è un'ottima conclusione della nostra chiacchierata. Bene, quindi dai, a questo punto io, Sandro, leggiamo un attimino gli ultimi commenti, poi dai anche un'infarinatura che ci sta seguendo, dove può trovarti, quali sono i tuoi canali, dove cercare i tuoi dischi. Vediamo un attimino cosa ci è uscito qua. Nicola, sempre Maravalle, scrive la bella reputazione, grazie Sandri. D'altra parte mi ha raccontato un po' di storie, insomma ce le siamo scambiate, solo che quelle di Sandro erano decisamente più interessanti delle mie. I cartoni di Miscia, scrive grande Fabio, peccato che non fa più pezzi, ma insomma parleremo con lui. Sicuramente Fabio ha fatto un bel percorso artisticamente, ha dato tanto, e per chi lo ha seguito nel corso degli anni diciamo che siamo molto contenti del suo lavoro e ci rimarrà sempre nel cuore. David Molla scrive: mi hanno detto di una cassa di Borghetti, non lo so, qua deve essere una storia a cui fa riferimento. Sì, ci sono storie di cassa di Borghetti. Sempre i cartoni di Miscia ci scrive: ci vuole un'ospitata lì di Fabio. Sì, sicuramente ci stiamo lavorando, arriverà spero anche lui. Di qua ci salutano ok, dicono che adesso c'è un po' più di ritorno rispetto a prima, sì, perché è tornato sul volume. Vi chiedo scusa, raga. Comunque ormai siamo arrivati alla fine, diciamo che il grosso della conversazione nella prima diretta, purtroppo non so perché, Instagram crolla dopo un'ora di live. Comunque se siete interessati a questa chiacchierata la trovate nelle mie stories salvata su Instagram e poi chiaramente la troverete sia su Facebook che su YouTube. Bene, detto ciò, io Sandro ti ringrazio, ricorda a tutti Sandro Su abbiamo detto, giusto? Quindi lo trovate come Sandro Sopra, faccio io il tuo ufficio stampa adesso. Bravo, grazie. Sandro Sopra su Instagram, lo trovate come Sandro Su o Sandro Summa, la pagina personale che pure lui segue molto, quindi vi consiglio anche di chiedergli personalmente l'amicizia sempre che tu abbia ancora spazio su Facebook. Grazie per essere stato qua a Ghiatta Television, mi ha fatto molto piacere, ho imparato un sacco di cose anch'io che non sapevo. E niente, a questo punto vuoi dire qualcosa? Confessioni di ateismo piuttosto che di appartenenza politica inaspettata, confessioni di omosessualità, non lo so, qualsiasi cosa? Non lo so, devo andare a comprare il pane e le birre, se no mia moglie si incazza, perché mia moglie una birra si beve, però se non ci sta diventa violenta. Diventa una bestia. Esatto. Molto bene, molto bene. Ragazzi, grazie a tutti, chiudiamo la diretta di qua, grazie per essere stati con noi, ci rivediamo per Ghiatta Television, ritorna martedì prossimo, ma domenica alle 14:30 c'è il salotto cinematografico con Elvis Fior. Per quanto riguarda il diario di bordo probabilmente sarà lunedì, ma vi aggiorno come sempre sulle stories. Grazie e a presto. Yeah. Ciao. Ciao a tutti. Ecco.